I produttori di carne temevano il crollo nelle vendite dopo le anticipazioni in parte ritrattate sulla nocività di alcuni prodotti industriali. A distanza di qualche mese è già tempo di un primo bilancio. Da sempre stiamo puntando alla qualità, da sempre abbiamo avuto questa attenzione, perché è un'attenzione che ci viene anche imposta, richiesta dai consumatori, sempre più attento, soprattutto in un periodo come questo dove abbiamo sentito parlare delle carni rosse in maniera particolare. Quanto ne avete risentito a questo punto? Le prime 2 settimane sicuramente c'è stato un effetto negativo, in questo periodo stiamo sicuramente recuperando. D'altronde il Veneto è la regione di riferimento per la produzione di carne, coprendo il 57% del fabbisogno nazionale, un primato costruito nel tempo. Abbiamo messo in piedi degli strumenti di produzione di benessere animali, di attenzioni all'alimentazione. Abbiamo fatto alcuni mesi fa anche il minor consumi di antibiotici proprio per un discorso di benessere animali e soprattutto di carni più salubri. L'organizzazione dei produttori Azover organizza periodicamente incontri per i propri associati. Si spiega come investire, quali opportunità offrono le banche per gli investimenti e come la Regione Veneto li possa sostenere, in particolare il piano di sviluppo regionale. Attualmente ci sono bandi per incentivare i piccoli impianti di biogas da 100 kW e molte aspettative si sprecano verso i processi di qualità. Il QV è un bel strumento, ieri proprio ne ho parlato con l'assessore Pan, dove continuare questa pubblicità del QV, della qualità verificata, una qualità veneta, che non si poteva mettere qualità veneta ma qualità verificata, che sta dando buone soddisfazioni.